In un'epoca segnata da un costante dialogo tra fede e ragione, la ricerca della verità sul divino continua ad affascinare e ad animare il cuore dell'umanità. Attraverso millenni di riflessioni e le lenti della filosofia, della teologia, della poesia e della spiritualità, filosofi, teologi, poeti e pensatori di ogni genere hanno tentato di avvicinarsi alla comprensione di ciò che giace oltre i confini del tangibile, oltre l'orizzonte delle nostre percezioni limitate. Questo libro, intitolato Abba, la voce del Padre, brevi discorsi su Dio, fede e religione, si inserisce in questa tradizione millenaria e attraverso una serie di brevi saggi intende esplorare le molteplici sfaccettature del divino, invitando il lettore a un viaggio intellettuale e spirituale che abbraccia in toto la complessità dell'esperienza umana. Ecco, che sia un credente devoto, un cercatore sincero o un semplice curioso, ogni lettore è invitato a immergersi in queste pagine con mente aperta e cuore disponibile, pronti a essere trasportati in un viaggio di scoperta e di contemplazione che può rivelare nuove dimensioni della realtà e della spiritualità che ci circondano. Abba, la voce del Padre. Brevi discorsi su Dio, fede e religione. Studiosi, teologi, figli delle chiese sparse per il mondo e sedicenti uomini di Dio sostengono le religioni, le studiano e le divulgano. Costoro celebrano i sacramenti ogni giorno, dimenticando a volte dove risieda il sacro, e cioè nell'amore. Portano tutto a sé, verità, leggi, persino Dio stesso, cercando di spiegare l'ineffabile con parole proprie o con le sacre scritture. Ma dov'è il loro Dio? Dove si nasconde? In quale cattedrale è assiso? Cercandolo non lo si vede. E come potrebbe essere altrimenti? Hanno dimenticato il vero tempio di Dio, che è il cuore dell'uomo. Solo lì Dio parla, nel silenzio fatto parola. Solo lì, nell'intimo profondo dell'uomo, Dio si manifesta nella sua epifania spirituale, rafforzando le fondamenta dell'amore umano. Nel sacro luogo di noi, che è l'anima, Egli crea amando e ama creando. Così chi non sta tu per tu con Lui nell'intimo di se stesso, purtroppo non lo vedrà mai. Non udirà mai la sua voce e non potrà mai specchiarsi negli occhi di Dio e riconoscersi figlio. Abba, la voce del Padre. Brevi discorsi su Dio, fede e religione, è dunque una testimonianza intima di fede che prova ad aiutare altri che cercano il Signore a trovare in se stessi il tempio vivo di Dio e dimorarvi.